Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo appuntamento live con l'informazione su friulitv.net, le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo con una serie di incidenti nelle ultime ore in regione. Il primo dall'esito mortale ieri sera, poco prima delle 19 a Maron di Bruniera, uno scontro tra auto e moto. La vittima si chiamava Roberto Maccan, 43 anni del luogo, che si trova in sella alla due ruote. Inutili soccorsi per salvarlo. Incidente poco prima delle 8 di questa mattina lungo la ex strada provinciale che da Maiano porta a Fagagna. Un auto articolato è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco. Il sinistro è caduto a farla. Ferito il conducente. Sul posto i sanitari del 118, la polizia locale e i vigili del fuoco. In corso il recupero del mezzo accidentato. Disagi alla circolazione. Non risultano altri mezzi coinvolti. L'autista trasferito in ospedale per gli accertamenti sanitari. Un altro intervento è in corso lungo la strada che collega Giavons a San Daniele del Friuli per una fuoriuscita autonoma con l'auto ribaltata in mezzo alla carreggiata. L'arteria è chiusa al traffico. Al momento non disponiamo di ulteriori notizie sulle condizioni di salute della persona ferita. E adesso ci trasferiamo in provincia di Pordenone. Ha girato un video all'interno di un locale di cui è il contitolare, poi diffuso sui social, in cui alla presenza di alcuni avventori incitava alla violenza, alla rivolta e al giustizialismo nei confronti delle istituzioni, facendo altresì riferimento a gruppi organizzati e offendendo pesantemente le più alte cariche dello Stato, magistratura, forze dell'ordine. Per questa ragione il questore di Pordenone, Marco Dorisio, per motivi di ordine pubblico, ha disposto la chiusura per 60 giorni di un pubblico esercizio di Sequals, il bar-ristorante da Teodora. L'operazione è stata eseguita questa mattina. E adesso ci trasferiamo a Udine per un dire che rimozione, parziale recupero del porfido esistente, eliminazione del sottofondo tradizionale in sabbia, ricostruzione di un fondo misto cementato, riposizionamento del porfido, successiva sigillatura in resina. Sono le operazioni che contraddistinguono i lavori che interesseranno via Cortazis, via Poscolle, nel tratto tra via del Gelso e via Canciani stessa, via Battisti e via Palladio Petracco. Ne dà notizia il vice sindaco di Udine, Loris Michelini, secondo cui prosegue la felice stagione dei cantieri a Udine. Dopo via Mercato Vecchio, via Aquileia, via Gemona, via Vittorio Veneto, via Grazzano, abbiamo iscritto questi nuovi interventi nel piano triennale dei lavori pubblici. Rispetto al passato c'è continuità nella scelta di puntare sul porfido, considerato materiale di pregio e di prestigio, ma contestualmente c'è una discontinuità nella modalità operativa, visto che abbiamo scelto una pavimentazione che risulta essere più resistente e più sicura. Per questi lavori l'investimento è di 600.000 euro. Andiamo a San Daniele del Friuli. È nato il gruppo comunale dell'Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, AIDO-ODV, di San Daniele del Friuli. I soci fondatori si sono ritrovati a Villanova e al termine di un incontro denso di contenuti e prospettive per le attività future da realizzare nella città del prosciutto crudo è stato eletto presidente Renzo Scarso. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura ci saranno i vicepresidenti Ivan Pischiutta e Fabiana Castellano, l'amministratore Enzo Ceschia e il segretario Giampaolo Buccheri. Ed ora apriamo la pagina sportiva. Ecco, ci scusiamo con i telespettatori, anzi con i nostri teleascoltatori, ma ci sono dei problemi tecnici questa mattina che non capiamo, abbiamo un po' di problemi causa il maltempo, un po' tutto, insomma anche le attrezzature hanno dei
problemi in materia. Roberto De Marchi, con una prova di carattere, vince l'edizione 2021, quella del centenario delle Tre Valli Varesine, la seconda prova del trittico lombardo, che da Busto Arsizio a Varese per 197 km, regolando sullo storico striscione d'arrivo di via Sacco Davide Formolo e lo sloveno vincitore delle ultime 2 edizioni del Tour de France Tadej Pogacar. Per il 35enne di Buia un altro tassello fondamentale in questo 2021. Dalla 2 giorni in maglia rosa al Giro d'Italia, la conquista dell'oro, la cronometro squadra mista all'ultimo campionato europeo su strada a Trento di 3 settimane fa. Le parole raccolte a caldo dai colleghi del sito web Cycling Pro Net. Allora andiamo a sentire De Marchi. In queste situazioni, col tipo di percorso e il tipo di meteo che avevamo oggi, è meglio essere davanti, spendere, però sei sempre in vantaggio ed è molto difficile riuscire a recuperare. Quindi l'ultimo mese ricco, tante cose e dopo insomma gli alti e bassi della prima parte di stagione abbiamo trovato un po' di serenità. E con questo è tutto, grazie per la visione e l'ascolto, appuntamento più tardi per un altro live, ulteriori news sul nostro sito www.friulitv.net. Ehi, dico a te,